Fieracavalli all'insegna della sostenibilità e soprattutto della solidarietà. In mostra al Padiglione 5 presso lo stand di Fise Veneto le opere di Luciano Usai. Andrea Cartoni Spinelli, presidente della Fondazione Gaia von Freeman, ben ritrovato. Le opere sono meravigliose e il ricavato verrà devoluto proprio alla vostra fondazione. Sì, assolutamente. Come potete vedere le opere rappresentano il più nobile degli animali, l'animale che amiamo più di tutti, il cavallo, e l'artista ha voluto donare queste opere alla Fondazione per aiutarci a sostenere le nostre attività. Ecco, e questo è un aspetto di solidarietà molto importante. Queste opere quando sono state realizzate? Sono state realizzate, pensa, proprio qui a Fieracavalli nel 2019 al Gran Galà, quindi è anche un'occasione per riportarle qui dopo 4 anni. Perché proprio questo artista, Luciano Usai, che rapporto c'è con la fondazione? Luciano Usai innanzitutto è un artista che è molto appassionato al cavallo e ha fatto un grande studio sul movimento del cavallo, scatta anche dentro studi fotografici, presto usciranno altri suoi lavori molto, molto importanti. A me mi hanno colpito subito queste foto, ma il rapporto che ci lega con Luciano Usai è un rapporto molto vicino, molto intimo, perché Luciano proprio è stato un nostro assistito della fondazione, quindi ci ha cercato in un momento di difficoltà, naturalmente senza stare a parlare dei particolari, e comunque ha avuto bisogno di noi e noi lo abbiamo assistito e lui ha voluto adesso darci una mano. Ecco, con il ricavato della vendita di queste opere, che progettualità metterete in piedi? Queste opere serviranno sicuramente per sostenere tutte le nostre finalità istituzionali e soprattutto quelle di formazione e sensibilizzazione dei giovani nelle scuole. Noi stiamo girando un pochino per ora nella nostra regione dove è nata la fondazione, nel Lazio, ma ci stiamo spostando verso il nord Italia e verso il Veneto e faremo incontri ancora nelle scuole, sempre con il preziosissimo supporto della Polizia Stradale, che tra l'altro è in fiera oggi, con la mitica Lamborghini della Polizia. E, insomma, grazie a loro, insieme a loro, riusciamo davvero a parlare, a andare dritti ai cuori dei ragazzi, a sensibilizzarli sul tema della sicurezza stradale e dell'inclusione nei confronti dei disabili, temi fondamentali, e devo dire che riceviamo anche una grande risposta. E prosegue, possiamo dire, anche il forte sodalizio con il Comitato Regionale Veneto di Fise. Assolutamente, sempre al nostro fianco abbiamo partecipato insieme a loro all'evento Cavalli in Villa, che ha avuto un successo favoloso l'anno scorso. Abbiamo anche inaugurato anche un nostro progetto in occasione di una tappa, che è il progetto Camminiamo Insieme, che consiste nel dare la possibilità a soggetti mielolesi di camminare sulle proprie gambe di nuovo grazie all'utilizzo dell'esoscheletro robotico, e ne abbiamo fatto una dimostrazione a Villa Pisani Bonetti durante la cena di gala e devo dire che sono rimasti tutti a bocca aperta. Grazie ad Andrea Cartoni Spinelli, presidente della Fondazione Gaia von Freeman, di averci raccontato l'attività della Fondazione e anche questo progetto che naturalmente dà un valore molto importante anche al vostro operato. Grazie davvero. Grazie. Grazie a voi.